God Save the Wine, siamo a Roma, siamo anche nella città natale di Sergio Zingarelli, che è il proprietario di Rocca alle Macie, che quest'anno però festeggia un anniversario che non ha niente a che vedere col vino, forse anzi ha a che vedere con Rocca alle Macie ma proprio nel vino. Qual è, Fabio? Allora, è l'anniversario di quello che poi ha portato alla creazione di Rocca delle Macie, che è l'uscita di, lo chiamavano Trinità, che realmente è uscito nel 1970, quindi era l'anno scorso, i 50 anni, però purtroppo a causa della pandemia non abbiamo potuto effettuare gli eventi come avremmo voluto, e quindi quest'anno alla metà di luglio faremo un evento in forma privata presso la nostra sede in cui a Rocca delle Macie in Castellina in Chianti, in cui avremo queste celebrazioni per questi 50 anni, che oltretutto anche nel 2021 sono i 50 anni del secondo film molto importante prodotto da mio nonno Italo Zingarelli, che continuavano a chiamarlo Trinità, che è stato il più grande, uno dei più grandi successi del cinema italiano, ha resistito fino a quando è uscito fino alla Vita è bella, no? Perché come numero di spettatori, non guardiamo l'incasso. È uscito comunque La Vita è bella, anche perché poi è riuscito dopo l'Oscar. Comunque sì, dai, Benigni è furbo. Nella top 3, nelle top 5, perché poi soprattutto dei film italiani è tra i top 3. Quindi da quel grande successo l'idea all'epoca abbastanza particolare di investire nel Chianti Classico a Castellina, che all'epoca era un posto veramente desolato, oggi è un posto meraviglioso, bellissimo, grazie anche a un posto come Fizzano, il resort di Rocca alle Macie, che nel frattempo poi, parlando ora di estate, si è esteso anche in Maremma, giusto? Le uve del Vermentino vengono dalla Maremma. Assolutamente sì, noi, come detto, mio nonno negli anni 70 voleva qualcosa che si fosse collegato alla terra, quindi ha deciso di andare un po' controtendenza. In quell'epoca tutti andavano verso le grandi città, lui andò verso le campagne. Ecco, e quindi compresa la Maremma, che all'epoca era appena bonificata. La Maremma è arrivata un pochino dopo da noi siamo arrivati a fine anni 90 in Maremma per espanderci anche. Questo Vermentino è un vino, possiamo dire, accompagna un po' questa ripartenza, perché una ripartenza d'estate frega un po' chi fa rossi. Sì, noi però questo Vermentino il 2020 è uscito per esempio a febbraio, che eravamo ancora sotto chiusure e quindi non abbiamo potuto avere un lancio appropriato, però in questo momento sta avendo un grandissimo riscontro di successo, non soltanto nella parte toscana ma anche in tutto il resto d'Italia. Questo Vermentino ormai nessuno pensa più alla Sardegna, tutti pensano alla Toscana. Da quanto Vermentino? Assolutamente sì, non è più soltanto legata all'idea di Vermentino, legata soltanto alla produzione sarda, anzi la produzione toscana, che ha le sue sfaccettature molto diverse da quella della Sardegna, sta accogliendo sempre maggiori consensi. Non immaginatevi comunque calore e intensità, ma veramente freschezza e sapidità vengono fuori benissimo in questa interpretazione di Vermentino. Invece l'altra notizia, dopo il 50 anni di continuiamo a chiamare notività, il fatto che finalmente Chianti Classico si potrà mettere il nome del comune in etichetta, no? Come sottozona. Voi siete sempre orgogliosamente Castellina. Io quello forse più castellinese qual è di questi vini che abbiamo qui davanti, a gusto tuo? Allora, noi abbiamo 4 tenute tutte nella zona di Castellina in Chianti e 4 tenute soprattutto 3 molto diverse. Per terreno, quello che si può indicare maggiormente come definito dai libri, tra virgolette, come terreno del Chianti Classico, è quello che viene prodotto nella nostra tenuta alle Macie, che è il vino Sergioveto, che come si diceva prima precedentemente era un IGT e da 2 anni è passato a Chianti Classico. Anche questo è abbastanza simbolico, un vecchio Super Tuscan che diventa Chianti Classico, questo spiega molto, no, del mondo del vino. Esattamente, tutto quello che negli anni 80 si pensava, siccome l'immagine del Chianti Classico non era molto elevata negli anni 80 e quindi si creava questa IGT denominati Super Tuscan dagli americani soprattutto per indicare come maggiore qualità. Da quando è stata introdotta la Gran Selezione ha perso un po' questa rilevanza e quindi si è andato sempre più puntando sulla denominazione Chianti Classico, che negli ultimi 25 anni ha assunto sempre maggiore sinonimo di qualità. Oggi appunto la qualità castellina, un vino di Castellina, forza, eleganza, quali sono le caratteristiche secondo te di Castellina? Sì, a forza, eleganza. Noi poi siamo sul crinale, siamo a metà del crinale tra Castellina e Chianti e la Valle, quindi siamo un po' il terreno molto misto, ma c'è anche del Galestro che comunque dà proprio un'espressione di Sangiovese, come questo vino dimostra, molto importante ma elegante allo stesso tempo.
Quindi un perfetto esempio di Castellina, un grande esempio di Maremma per l'estate, è un anniversario da festeggiare finalmente con gioia. Grazie mille. Esattamente, grazie a te, salute a tutti.